Grazie Federico. Buonasera a tutti, buonasera a un altro incredibile culto giovani che siamo qua finalmente al caldo delle nostre presenze, al caldo di questi, non mi ricordo come si chiamano, mi è venuto condizionatori che tengono caldo, il miracolo della lingua italiana, ma è sempre un piacere essere qui, tutti insieme, riuniti, dopo che non ci vediamo, vedo qualche faccina che non vedo anche da qualche settimana. Ciao, sempre un piacere vedervi qua, sempre bello. E oggi, durante questa settimana stavo pensando al tema della santità. La Bibbia più volte ci chiede di essere santi e la miglior definizione che ho trovato di questa parola, questa santità, che non è diventare il santino che vediamo magari a bordo strada, non è diventare quel santo al quale magari ogni tanto i cattolici offrono qualche preghierina, ma è questo concetto di essere diversi, essere separati. Quante persone nella vostra vita possono arrivare da voi e possono pensare, caspita, questa persona è un qualcosa di diverso, questa persona non è come le altre. Abbiamo visto più di una volta durante i nostri incontri, durante i nostri studi, come qua predichiamo un Vangelo controculturale. Il mondo va in una direzione, il Vangelo va in un'altra. E semplicemente sentite voi, dentro il vostro cuore, quanto sono effettivamente santo, quanto sono separato dal mondo che mi circonda, dalla carne che mi tenta. È un pensiero difficile, lo so. Ma insieme ci possiamo lavorare per diventare sempre più santi. Perciò in questo momento di lode e di adorazione vi chiedo di alzarvi in piedi, stiracchiarvi, bello, una settimana, sabato sera, si fa festa, se baia, se canta, ok? Guardate la vostra destra, la vostra sinistra, gente che non vedete, gente che magari non conoscete, salutatevi, abbracciatevi, stringetevi la mano e lodiamo insieme il nostro Signore. Possiamo battere le nostre mani? Sopra il mondo intero sei l'eccelso Dio, regni sopra il cielo, su ogni monte e mare. Il desiderio mio è quel che chiedo a te, è che tu regni in me, Signore.
siamo qui riuniti oggi per lodare il nostro Signore e ringrazio chi è prima, seconda, terza volta. Vi ringrazio tutti di essere qui presenti, ringrazio anche chi ci sta ascoltando da casa. È un onore e deve essere un piacere lodare il nostro Signore e che noi possiamo invitare il nostro Signore ad essere qui presente, che noi possiamo continuare questo culto lodandolo, che noi possiamo invitarlo qui per adorarlo, per far sì che Lui possa guarire i nostri cuori, prendere i nostri pesi, amen? Che la nostra forza possa venire da Lui e non soltanto dalla nostra forza. Che noi possiamo andare avanti ogni giorno guardando a Lui, non guardando alle nostre risorse monetarie, ai nostri piedi, alle nostre malattie, che noi possiamo andare avanti con la testa alta, con la testa rivolta verso il cielo e dire: io andrò dove tu mi manderai e io andrò lì soltanto per causa tua. Amen? Amen. Continuiamo a cantare il nostro Signore. Siedi sul trono tra i serafini, che sei acclamato dai tuoi angeli, vieni qui tra noi. Sei acclamato
Padre, che tu possa essere innalzato, Padre, che tu possa essere messo al posto giusto nella nostra vita, Padre. Ti prego di riempire la nostra vita, Padre. Ti prego che sia soltanto tu il centro della nostra vita, che noi possiamo mettere un passo in avanti, un altro passo in avanti, Padre, solo perché tu ce l'hai detto, Padre. Che tu possa essere innalzato questa sera, Padre, perché solo tu sei degno, Padre, e che noi possiamo provare quella pace che tu ci hai destinato a provare, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno a re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio,
chiedo di benedire questa serata, Signore, le parole che sentiremo, Signore, il predicatore, Signore. E ti chiedo di aprire i nostri cuori per la tua parola, Signore, che possiamo apprendere più di te questa sera, Signore. Ti chiedo di benedire ognuno che è qui, anche quelli che non sono potuti venire, Signore. Ti chiedo di benedire la vita di questa Chiesa, Signore, che lei possa fruttificare in te, Signore. E Amen. Potete sedervi. Posso avere questo? Ok. Ok, ce la facciamo? Bene, come ben sapete, una volta al mese noi meditiamo, studiamo insomma sulla relazione all'interno di una coppia o di fidanzati, no, o di futuri sposi. E ci sono dei principi biblici nella parola di Dio molto importanti nell'applicazione pratica di vita di tutti i giorni, no? Oggi noi faremo una meditazione su un tema molto importante, che è scegliere la santità in una relazione. Pastore, cosa vuol dire essere santi in una relazione di coppia? Beh, ci sono dei principi veramente fondamentali per il nostro rapporto di coppia. Dice così la parola di Dio nel libro di Levitico, capitolo 11, versetto 44, poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi perché io sono santo. Prima di predicare vorrei pregare che il Signore possa parlarci attraverso la sua parola. Ok? Chiudi i tuoi occhi e parla con Dio. Nostro Dio, nostro Padre, io rimetto nelle tue mani, Signore, questa meditazione, questo tempo, Signore, di predica della tua parola. Ti prego, Signore, che il terreno e il cuore dei nostri ragazzi sia pronto a ricevere le tue verità e che possiamo, Signore, soprattutto metterle in pratica. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Quando il Signore ha detto queste cose al popolo di Israele, il popolo di Israele era appena uscito dai confini dell'Egitto, ossia era stato liberato dalla schiavitù egiziana. E voi sapete, in Egitto, l'Egitto è notoriamente un paese idolatra. Nell'antichità era il paese più idolatra del mondo, ossia c'era un dio per ogni area della vita. E ovviamente là c'erano delle perversioni sia spirituali che umane non indifferenti. Il popolo di Israele invece era stato chiamato a essere santo, e come è stato detto giustamente all'inizio, significa mettere da parte la propria vita per servire esclusivamente il Signore. E la motivazione che Dio dà al suo popolo per essere santo significa: siate santi perché io sono santo, ossia comportatevi e siate quello che io sono. Ossia, se vorrete che noi camminiamo insieme, dobbiamo essere allo stesso passo. Quindi se voi volete vedere Dio all'opera, noi dobbiamo santificarci come Dio è santo, ossia mettere da parte ogni area della nostra vita perché il Signore possa agire liberamente. Allora, vorrei condividere alcuni punti, no? Il primo è questo, punto numero 1. Se possiamo passare la slide. Questo microfono non è che sia molto in forma stasera, va e viene un po'. Ok? Bene. Cosa significa essere santi? Dobbiamo essere romantici. Ti sei mai chiesto cosa significa essere romantico? Romantico significa vivere il romanticismo, ossia quella sfera, quell'area sentimentale, no? Dove
tutto è gentilezza, tutto è servizio, tutto è rivolto verso l'altro e non verso se stesso. Oggi siamo nell'epoca, no, della comunicazione veloce. Quando tu mandi un messaggio d'amore, chi è che è fidanzato qua? Alzi la mano. Ok. Quando tu mandi un messaggio d'amore, lo mandi sulla carta o via telefono? Via telefono, vero? Sulla carta è tutta un'altra cosa. Conoscevo un ragazzo, no? Che lui era un mio amico carissimo. Lui aveva tutti i bigliettini che la sua fidanzata gli scriveva dentro nell'armadietto, no? E lui li incollava con la puntina e ogni tanto, quando c'erano i momenti di crisi, no? E lui apriva questo armadietto e cominciava a leggere tutti questi bigliettini e il suo umore cambiava in modo completo, no? Perché? Perché un bigliettino è una cosa completamente diversa da un messaggio. Un messaggio tu puoi cancellarlo per errore, un messaggio puoi cambiare il telefono, perdere la SIM, insomma può succedere di tutto e di più, ma lasciare un bigliettino scritto quando tu sei con la tua ragazza, no? Dagli un fiore con un bigliettino, versagli l'acqua nel bicchiere, ok? Gabriel, mi raccomando, ok? Quando tu sei a tavola con la tua fidanzata, vuoi un bicchiere? Sì, grazie, come sei gentile, no? Fagli un massaggino alle spalle quando è troppo tesa, no? E sai perché dobbiamo essere romantici? Perché Dio è romantico con il suo popolo. Guarda che cosa dice la parola di Dio nel libro di Osea. Dice, io li attiravo, ossia si riferisce al suo popolo, con corde umane, con legami di amore. Ero per loro come chi solleva il gioco dalle mascelle, porgevo loro dolcemente da mangiare. Ossia, il Signore sta parlando della relazione tra lui e la sua sposa o la sua fidanzata, che è il popolo di Dio, e dice, io ti attiravo con legami umani, con corde d'amore. Tu vuoi che la persona a fianco a te si leghi a te per sempre? Sì o no? Sì o no? Allora tu devi essere una persona romantica che fa gesti carini per la persona a fianco a sé. Noi dobbiamo vivere in un altro tempo, no? Oggi viviamo penso che viviamo l'epoca dei pavoni, no? L'essere umano in genere è sempre stato un po' pavoncello, si mostra la ruota, interessante come fa un pavone, no? Per conquistare la pavona, tu sai che c'è il pavone e c'è la pavona. Quando il pavone deve conquistare la pavona, cosa mostra? La ruota aperta. Hai mai visto un pavone quando cerca di conquistare? No, fa così con la coda, la muove. Poi quando richiude la coda diventa un uccellino di 1,5 grammi, ok? Scompare completamente dietro le piume. Ma è interessante questa cosa, perché generalmente i maschi gonfiano il petto, fanno vedere chi sono alla mia epoca, no? Per conquistare una ragazza tu dovevi avere la Vespa, ok? Dovevi avere il pacchetto di sigarette nella maglietta e la chewinga. E tu, quando ti mettevi in questa posizione, cominciavi a fare il pavone e le pavone cominciavano oh Dio, che meraviglia. E poi quando ti sgonfiavi e scoprivano chi eri, era tutto un trauma. Ma è così che funziona, carissimi. Allora noi non dobbiamo apparire, noi dobbiamo essere. Apparire è quella cosa che tu fai vedere ma che in realtà non sei. Essere è tutto un'altra cosa. Sai qual è il nostro grande problema? È che noi vogliamo adeguarci alla massa, noi vogliamo adeguarci al sistema. E per questo noi andiamo adesso al secondo punto, che è un punto importantissimo. Guarda cosa ci dice la parola di Dio: distinguersi e non conformarsi. Allora sta attento cosa dice questo versetto che si trova in Romani capitolo 12, versetto 1 e 2. Dice così: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio,
la buona, gradita e perfetta volontà. Allora, sta attento, ci sono due parole molto interessanti qua, che sono la parola conformarsi e rinnovamento, ok? Oppure anche trasformati, ma la parola più importante è trasformati, ok? La prima, non adeguatevi, ossia non conformatevi, nel greco è la parola schematizzo, ok? Schematizzo vuol dire entrare a far parte di uno schema di comportamento. Cosa fa un allenatore quando mette un giocatore in campo? Ci sono qua degli sportivi? Sì? Chi è che fa parte? Chi è che gioca a calcio qua? Nessuno? Dov'è? Ah, là dietro. Ok. Luca, sì, Luca, Gabriel. Cosa fa un allenatore quando ti mette in campo? Ti fa entrare parte di una squadra e ti dà uno schema di gioco, ok? Quando tu entri nel mondo, tu entri a far parte di uno schema di pensiero e la parola di Dio ci dice, la prima cosa importantissima in questo testo dice non entrare a far parte di uno schema di pensiero già preordinato, ossia pensa diverso da come fa il mondo. E la parola interessante che viene subito dopo dice ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, ossia io devo pensare alla mia relazione di coppia in un modo completamente diverso da come fa il mondo, no? Noi pensiamo di saperci rapportare e di saperci comportare in un rapporto di coppia, in realtà non è vero. Noi lo scopriamo quando cominciamo a fare un cambiamento, a trasformare il nostro modo di pensare. E questa parola è molto interessante nel greco perché è la parola metamorfeo, ossia trasformare attraverso un cambiamento radicale della nostra personalità. Cosa ti viene in mente quando io ti dico la parola metamorfosi? Metamorfosi, una farfalla, ok? Un bruco che si trasforma in una farfalla. Hai mai visto un bruco nel tuo giardino com'è? Ok? Il bruco prima di tutto striscia, poi è peloso e poi lo metto nel collo di qualcuno e voglio vedere l'effetto che fa, no? Sì, ti piace prendere un bruco in mano? No, specialmente le femmine qua. Ma se tu dovesse posarsi una farfallina sul tuo dito, che cosa fai? Oh, che meraviglia! È vero o no? Interessante che io sono andato, diversi anni fa, sono andato in Brasile. Le nostre farfalline italiane sembrano passate del diluente, perché sono praticamente scolorite, ok? Bianchine, gialline. Quando tu vai in Brasile cominci a vedere delle farfalle viola, rosse, gialle, tu rimani così colpito da questi colori, no? E l'Apostolo Paolo sta dicendo esattamente questo. Prendi la tua mente, mettici dentro la parola di Dio e trasformati da un brutto bruco peloso che striscia in una farfalla dai colori meravigliosi. E sai come si fa a fare così? Tu devi mettere nella tua testa i pensieri di Dio, ossia devi pensare i pensieri di Dio. Come faccio a pensare i pensieri di Dio? Prova a indovinare. Ok? Non solo leggendo la parola di Dio, ma memorizzando la parola di Dio, meditando la parola di Dio, praticando la parola di Dio e condividendo la parola di Dio. Questo è il mio modo di trasformarmi da un piccolo bruco peloso a una farfalla dai colori splendidi. L'Apostolo Paolo dice: trasformate mediante il rinnovamento della vostra mente. Quando tu comincerai a fare questo, tu comincerai a vedere la persona a fianco a te, la tua futura fidanzata, il tuo futuro fidanzato, il tuo futuro marito, la tua futura moglie, in un modo completamente diverso. Sai perché? Perché cambierai il tuo modo di pensare alla tua relazione, ossia io non userò più la persona a fianco a me come una cosa, come un oggetto che possa servire per il mio piacere, ma io comincerò a pensare alla persona vicino a me come una cosa, una persona che io devo servire con le mie capacità. C'è una differenza tra servizio e uso di una cosa, è come se c'è una differenza.
ma io devo cominciare a mettere nella mia testa che non posso trasformarmi se non amo la parola di Dio. Carissimi e carissime, abbiate un rapporto personale con Dio giornaliero, studiate la parola di Dio, meditate la parola di Dio, praticate la parola di Dio, memorizzate la parola di Dio e condividete la parola di Dio. Questo è un modo di cambiare il nostro modo di pensare e automaticamente noi cominceremo a meditare, a cambiare in modo radicale la nostra personalità. Punto numero 2, quindi dobbiamo distinguerci e non conformarci a uno schema che sicuramente il mondo ha già. È anche attraente, ma non dobbiamo automaticamente adeguarci a questo schema. Possiamo andare al punto 3? Ok. Terzo punto. Quando io mi comincio a comportare in modo diverso, ovviamente le persone mi cominciano a osservare, ok? Osservare. Sicuramente se qualcuno guarda il mio modo di pensare, il mio modo di vivere, il mio modo di agire, il mio modo di sentire, comincerà a chiedersi il perché io sto facendo così. E lì sarà il momento esatto in cui io posso cambiare la situazione e influenzare le persone attorno a me. Allora, sta attento, l'Apostolo Paolo stava parlando a un giovanissimo pastore che lui aveva formato nella sua vita, che si chiamava Timoteo, e questo Timoteo, che cominciava ad avere qualche difficoltà nella sua testimonianza, gli dice: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. E questo era quello che Paolo consigliava a questo giovane pastore, ossia sii d'esempio, distinguiti in mezzo a tanti altri che non fanno la stessa cosa. Allora adesso ti faccio una domanda molto interessante e poi ti darò anche una risposta. Allora questa domanda, se possiamo passare la slide, non so se hai mai sentito questo aneddoto. Allora questo aneddoto o questo pensiero è stato scritto da una credente americana che ha fondato un movimento per aiutare le persone malate terminali di AIDS, ok? E là negli Stati Uniti questo movimento ha preso piede in tutto il paese e sta facendo veramente tantissimi convertiti attraverso persone che di lì a poco sarebbero morte, ma ovviamente noi sappiamo che anche nell'ultimo istante di vita, quando tu ricevi il Signore come personale salvatore, tu puoi andare nell'eternità. Questo è il messaggio che noi troviamo nella parola di Dio. Allora sta attento, a un certo punto della sua vita cristiana, che era una vita mediocre, una vita normalissima, ha detto: che differenza posso fare io in questa società? E il Signore gli ha dato questo ministero importantissimo, ok? E lei ha scritto questa poesia, diciamo così, ok? Che si trova in uno dei suoi libri e dice così: qual è la tua paura più grande? E la sua risposta è questa: la nostra più grande paura non è quella di essere inadeguati. La nostra paura più grande è quella di essere potenti al di là di ogni misura. È la nostra luce, non la nostra oscurità, che più ti spaventa. Agire da piccolo uomo non aiuta il mondo, non c'è nulla di illuminante nel rinchiudersi in se stesso, così che le persone intorno a noi si sentiranno insicure. Noi siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che c'è dentro di noi. Non è solo in alcuni di noi, è in tutti noi. Se non lasciamo la nostra luce splendere inconsciamente, diamo alle altre persone il permesso di fare lo stesso. Appena ci liberiamo dalla nostra paura, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. Allora, perché ti sei mai chiesto il perché Dio ti ha scelto per essere uno dei suoi figli? Dio ha scelto te per essere suo figlio, perché tu possa manifestare la gloria di Dio alle persone che sono vicine a te. Tu prova a pensare a una coppia di cristiani che esplicitamente pubblica e fa vedere il proprio romanticismo, la propria tenerezza, il proprio amore, la propria cura reciproca agli altri. Gli altri cosa si chiederanno? Come mai quei due
O come mai quella coppia fa così? Perché fanno così diverse da tutti gli altri? E quelle persone automaticamente saranno attirate dal nostro comportamento. Allora ti faccio un esempio. Se io ti portassi nelle mie mani una manciata di perle, no? Tu sai cosa sono le perle, ok? E in mezzo a quelle perle bianche c'è una perla nera. Sai che cosa tu sceglierai in mezzo a tutte quelle perle? Sicuramente tu sceglierai la perla nera, per un semplice motivo. 1, perché è diversa dagli altri. 2, perché vale più degli altri. E 3, perché si distinguerà dagli altri. È questo che noi dobbiamo essere, ossia persone completamente diverse dagli altri, persone che hanno il coraggio di esprimere la propria fede anche attraverso gesti semplici. Ok? Lascia gli schemi che il mondo ti dà. L'amore che tu vedi sui social, l'amore che tu vedi nei film, sono tutte fantasie, ok? Lavorare sui sentimenti, lavorare nel rapporto di coppia è una cosa che tu devi lavorare attraverso una mente diversa, pensando i pensieri di Dio, cercando la santità ogni giorno. Quando noi cerchiamo la santità, quando noi cerchiamo la diversità dagli schemi del mondo, allora noi brilliamo come questa poesia ci ha detto, ossia dobbiamo manifestare la gloria di Dio che c'è in ognuno di noi. Sai qual è la nostra grande paura? La nostra grande paura è di essere diversi dagli altri, ma noi dobbiamo essere diversi dagli altri perché noi siamo cristiani e dobbiamo essere orgogliosi di esserlo. In tutti i posti dove noi andiamo, noi dobbiamo manifestare quello che noi crediamo, non avere paura di testimoniare agli altri, non avere paura di essere un vero credente, non avere paura di esprimere le tue idee là dove tu sei, perché Dio ti ha scelto perché tu possa manifestare la sua gloria. Nel rapporto di coppia è la stessa cosa. Quando io voglio veramente onorare e glorificare il Signore in un rapporto di coppia, io devo essere diverso, devo essere gentile, devo essere amorevole, devo essere premuroso, devo essere veramente attaccato alla parola del Signore. Ok? Io vorrei pregare insieme a te in questo momento e vorrei chiedere che tu possa pensare al tuo, forse al rapporto di coppia che tu hai già, oppure al tuo futuro partner, alla tua futura partner, quello che tu stai sognando. E io credo che ciascuno di noi ha bisogno di un compagno o di una compagna di vita. Noi siamo stati creati per quello. Non siamo stati creati per camminare da soli. La solitudine non è il progetto originale di Dio. Quando tu ti chiudi nella tua camera, tu stai escludendo il mondo. Ma ricordati, in quella camera, insieme a te, c'è il Signore. E il Signore ti sta dicendo questa sera, tu vuoi una relazione santa? Tu vuoi a fianco a te una persona santa, consacrata all'opera del Signore? Guarda quello che hai, oppure guarda quello che tu vorresti e sottoponi la tua causa al Signore. Ma allo stesso tempo tu devi dire, Signore, io voglio essere una persona santa nella mia futura relazione di coppia. Io voglio essere una persona gentile, premurosa, distinguermi dagli altri. Io voglio che la tua parola trasformi il mio modo di pensare. Non voglio essere più un bruco, voglio essere una farfalla che si trasforma. Voglio amare te, Signore, prima di tutto. E io voglio pregare per te in questo momento e chiedere al Signore che il tuo cuore possa fare un patto con Lui. Ok?
tu che hai sentito la parola di Dio e che stai dicendo, pastore, quella parola era per me. Se almeno un versetto, un testo di questa piccola meditazione ti ha colpito, io voglio pregare insieme a te, ma io voglio chiederti un passo di fede, ok? E ti chiedo di alzarti in piedi in questo momento e voglio pregare per te e insieme a te, ok? Dio ti benedica qua a destra. Tu vuoi la preghiera della Chiesa? Non avere vergogna, Dio ti benedica qua davanti. Amen. Dio ti benedica. Amen. Il Signore sta facendo un'opera, Dio ti benedica. Tu vuoi una relazione santa nella tua vita, una relazione carnale. Dio ti benedica. Il Signore farà una grande opera questa sera, ok? Dio ti benedica. Non avere vergogna in questo momento di manifestare la tua volontà, perché il Signore non si è vergognato di dare la sua vita per te. Lascia quello che ti fa male, e tu sai che cosa ti fa male. Tu sai che la persona a fianco a te o quella che tu sogni non è la persona che il Signore ha scelto per te. E in questo momento ti chiedo di lasciare andare il tuo desiderio e di permettere che il Signore rinnovi completamente il suo patto con te, ma tu devi rinnovare il tuo patto con Lui. Perciò io do l'ultima opportunità in questo momento di dare un passo di fede. Amen. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, in questo momento io ti chiedo per le persone che hanno dato un passo di fede, che hanno scelto, Signore, che un giorno la loro vita sia una vita santa insieme al futuro compagno o compagna di vita. Signore, permetti che questi ragazzi e ragazze possano splendere nella loro generazione e che possano, Signore, veramente fare la differenza. I giovani hanno fatto la storia della comunità di Israele. Un giovane come Davide, un giovane come Esdra, come Neemia, come Ester, giovani che hanno cambiato il modo di pensare di una generazione intera. Padre, usa questi giovani perché possano essere luce in mezzo alle tenebre. Benedicili, Signore, e usali per la tua gloria. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi. Ora avremo il nostro momento di decime offerte e che tu possa dare la tua offerta se ti senti in tuo cuore di dare e cantiamo. Sopra il mondo intero sei l'eccelso Dio, regni sopra il cielo, su ogni monte
Amen. Preghiamo per concludere il nostro culto. Ti ringrazio, Padre, perché anche questa sera tu ci hai parlato, Padre. Ti ringrazio perché noi sappiamo dove andare, Padre. Ogni volta che noi apriamo la tua parola, ti prego che noi possiamo saper riconoscere, Padre, la tua voce ogni volta che tu ci parli, Padre. Ti prego che noi possiamo capire dove andare. Ti prego, Padre, che sia soltanto tu a dirci dove andare, Padre, che noi possiamo seguire soltanto te, seguire solo i tuoi comandamenti, seguire solo le tue parole, seguire solo la tua voce, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amen, amen. Bene, ancora soltanto 2 minuti di attenzione per i nostri annunci, ok? Non vi dirò quello del campeggio perché ormai immagino che l'abbiate già sentito abbastanza volte, giusto? Sì, ok, va bene. Ok, andando avanti con i nostri eventi, ok? Tra poco cade il 14 febbraio, una data completamente a casaccio, un mercoledì che non cambierà nulla della vostra vita, però per le nostre coppie sposate abbiamo un evento che cadrà il 16, ok? Per le nostre coppie sposate di questa chiesa, sia giovani, sia vecchie, sia a metà, sia non a metà, ok? Abbiamo una cena, ok? Per qualsiasi informazione vi potete sempre rivolgere a, non mi ricordo il nome, credo, forse, se compare, non compare, ci sono delle difficoltà tecniche. Sì, c'è anche un ministero delle giovani coppie sposate, anche. Se siete interessati per qualsiasi cosa potete sempre contattare il buon caro vecchio pastor Caio. Non è vecchio, dai, gli vogliamo bene lo stesso, ok? Perciò c'è l'incontro delle coppie il 16 febbraio alle 8:30, non qui, non fate il mio stesso errore, ok? Ma in una pizzeria che si trova più o meno a Covolo, se non mi sbaglio, è dove, sì, Covolo di Pederobba, è dove indicativamente facciamo i nostri battesimi, ok? Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a una delle nostre coppie che sono sempre qua presenti, ok? Sarà una serata magnifica, una serata stupenda, perciò coppie, sia giovani sia non, invitate per questo bellissimo evento, ok? Poi abbiamo il Ministero delle Coppie Giovani Sposate che è dedicato alle coppie con età anagrafica, ok? Minore di 35 anni, non anni di matrimonio, ma età. Ok? Per qualsiasi informazione potete sempre rivolgervi a Pastor Caio. Avremo tra poco come si chiama? Non mi ricordo. Un ritiro, un convegno, un ritiro, ok? Ritiro delle nostre giovani coppie che sarà a marzo, Peschiera del Garda, sulla riva del lago di Garda, ok? Per qualsiasi informazione potete sempre rivolgervi a Pastor Caio per capire sì, no, quanto costa, quando è che ci posso andare, ma io e mia moglie possiamo fare soltanto una volta, un giorno, 2 giorni, parlate tutto con Pastor Caio, ok? Poi continuano sempre i nostri bellissimi ministeri che ci servono sempre tutti i fine settimana, perciò ministero per il mixer, il ministero per la live, per la proiezione, tutti questi ministeri stanno chiedendo persone disposte a servire, ok? Perciò prendete il vostro bel cuoricino e mettetevi all'opera, soprattutto voi adolescenti, vi sto guardando dritto negli occhi uno ad uno, ok? Mi raccomando, ora di cominciare a lavorare per i nostri bellissimi ministeri. Inoltre c'è anche il Ministero per i beni di prima necessità, il Ministero sociale, ok, che la nostra Chiesa sempre si impegna per le famiglie qui presenti nel territorio, perciò se volete dare una mano, che sia economicamente, che sia dando dei vestiti, che sia riordinando, che sia andando effettivamente a casa delle persone per dare questa parola di speranza che è il messaggio del Vangelo, potete sempre parlare con i responsabili del Ministero sociale per poter dare una mano, ok? Dubbi, domande, perplessità? Bene, mi sono dimenticato qualcosa? Sì, il migliore per ultimo, no? Ok, allora, sabato prossimo che cadrà il 17 avremo qua un evento un pochino particolare perché vengo a conoscenza da parte dei più giovani, perché a quanto pare io sono vecchio,
perché io non gioco ai vostri giochi, quindi automaticamente sono vecchio secondo le vostre categorie, vergognatevi, ok? Anch'io sono un videogiocatore, ok? Quindi se sei disperato come me, no, sto scherzando, se sei come me appassionato ai videogiochi, noi faremo questo evento qui sabato 17 a partire dalle 2, perciò mangiate e venite carichi, una bella carbonara piena di carboidrati, possibilmente, che così vi parte il pisolino e così magari qualcuno vi può sconfiggere nel torneo. Avremo diversi giochi a disposizione per poter giocare, per poter passare insieme del tempo, ok? Per conoscerci, anche se non siete molto pratici di questo, potete lo stesso venire, portate un amico possibilmente scarso, in modo tale che lo possiamo battere e possiamo anche vincere qualcosa. No, scherzo, ovviamente tutti invitati, tutti i livelli di abilità, siete tutti invitati qua sabato 17 a partire dalle 2 per giocare semplicemente, ok? Abbiamo una bella lista di giochi, abbiamo quello che non è più FIFA, perché io me lo ricordo come FIFA 98. No, io FC adesso si chiama? Cambiano ogni giorno, ma va bene, abbiamo Fortnite, abbiamo giochi da tavolo, abbiamo tante cose, in poche parole, ok? Perciò volete giocare? Venite e scoprirete cosa c'è, ok? Mi sto dimenticando di qualcos'altro? Ok, abbiamo l'ultimo giovedì del mese il nostro incontro di preghiera. Questa è un'iniziativa che parte dai giovani ma è aperta a tutta la Chiesa, ok? Ultimo giovedì del mese noi ci riuniamo qua alle 8 e mezza, 8, qui fisicamente, ok? Per pregare. In particolare ci concentreremo nei problemi che toccano più da vicino non le nostre vite, ma il nostro territorio, ok? Perciò pregheremo per l'Italia, pregheremo per il nostro comune, pregheremo per la nostra regione e cose di questo tipo. Siete tutti ovviamente caldamente invitati, ok? L'ultimo giovedì di questo mese che cade il 21, 2, 3, 9, grazie. Oddio, questo è un anno bisestile. Ok, il 29 febbraio siete tutti invitati qua per fare l'incontro di preghiera, ok? Non sto dimenticando nulla. È finito? Assemblea, giusto, perché qua abbiamo membri, anche se magari voi non lo sapete, ok? Se siete battezzati e avete più di 16 anni, molto probabilmente siete membri di questa chiesa. Vi aspetto caldamente per fare assemblea, ok? Domenica non questa di domani, ma la prossima, il 18 febbraio, prima convocazione alle 2, seconda convocazione alle 2, prima all'1:30, la seconda alle 2, mi raccomando, essere qui alle 2, portatevi al massimo un panino per parlare, per discutere, per conoscere effettivamente come sta proseguendo la Chiesa della quale fate parte. Perciò, no, ma io sono piccolo, io non so, vieni, guarda e impara. Ok? Abbiamo tutti iniziato così, state pure tranquilli. Mi sto ancora dimenticando di qualcos'altro. Le felpe del Winter Camp 2023, prossima settimana c'è il termine, perciò se qualcuno di voi ancora non ha comunicato a Monique o a Beatrice che vuole le felpe, rimane senza, ok? Perciò siete ancora in tempo, dopodiché faranno partire l'ordine, diranno il valore effettivo, perché dipende dal numero delle felpe, ma indicativamente intorno ai 30 euro, e per qualsiasi cosa potete sempre chiedere a Monique e a Beatrice. Perché quando faccio io gli annunci me ne date 50? Io oggi volevo essere stretto, ma va bene. Per tutto incontro con il pastore. Ancora. C'è l'incontro il 25 febbraio, se non mi sbaglio, domenica qui all'1:30, il Pathfinder, il Q&A, il domanda e risposta, pastore, ma nella Bibbia c'è scritto che io posso fare i tatuaggi perché mia madre dice no, ma mio papà dice sì. Ecco, tutto questo genere di cose potete venire qua carichi di domande difficili, cattive magari, povero Pastor Sandro, e effettivamente ci incontreremo per trovare risposte a queste domande, ok? L'ultima volta abbiamo tirato avanti tipo 1 ora oltre l'orario limite, perciò ormai facciamolo, ok? Ogni mese ci incontriamo qui per fare queste domande e risposte. Sto dimenticando qualcosa? 25 febbraio all'1:30, portatevi un panino che così mangiamo e subito partiamo perché il tempo è poco. Ho finito.
Ho finito. Tu che ci stai seguendo da casa, grazie mille. Tu che sei qui, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Se sei nostro ospite, sempre un piacere averti qui, ok? Ora noi ci divideremo nei nostri gruppi, ormai conoscete come si fa, ok? Chiedo soltanto un favore agli uomini presenti che aiutino a sistemare le sedie come erano prima, ok? Perfetto, grazie, buona serata.